Dal residence Magnolia di Eraclea Mare arrivano 50 nuovi profughi, mentre i lavori di messa a norma della caserma di Caturcata non sono ancora terminati. Una situazione definita sconcertante dal sindaco Giorgio Talon, che pure finora non aveva mai fatto mancare la sua collaborazione alla prefettura. Ci hanno avvisato, sono in serata e al momento non è possibile nemmeno capire quanta gente si trovi nel residence, allarga le braccia. Le nuove strutture in allestimento erano previste per un numero iniziale di profughi, ma ora non sappiamo se saranno sufficienti. Occupano la sala del Consiglio Comunale di Pianiga, definendosi profughi italiani. L'iniziativa di un gruppo di contestatori per protestare contro lo sfratto dall'alloggio comunale di una donna incinta all'8° mese e madre di 2 bimbi piccoli. A guidare la protesta il forcone Gaetano Ferrieri, non nuovo a iniziative di questo tipo. La casa è ancora a disposizione della signora e nessuno ha tagliato le utenze, replica il vice sindaco, ma oltre ai diritti esistono anche i doveri. Stiamo cercando e abbiamo già offerto diverse alternative a questa famiglia. Chi protesta vuole solo strumentalizzare. Il pool che ha indagato sulla vicenda Mose ha chiuso le indagini per presunte dazioni a carico dell'ex ministro all'ambiente Altero Matteoli, che aveva visto la propria posizione stralciata nella vicenda in attesa del via libera del Senato. Per Matteoli, i cui legali avranno 20 giorni per presentare memorie o chiedere che il loro assistito sia interrogato, si apre la via per il processo. Secondo la procura veneziana, il senatore di Forza Italia sarebbe entrato nella vicenda Mose per dei finanziamenti illeciti che grazie al suo intervento sarebbero stati assegnati per bonificare un'area di Marghera a ridosso del Ponte della Libertà.